Buonasera, le principali notizie. La festa della liberazione in Sicilia, a Palermo, manifestanti contestano la galla per l'incontro con l'ambasciatore israeliano. La replica del sindaco, delegittimare non è la strada per il dialogo. A Catania, Papaveri Rossi, simbolo della resistenza e corteo per la pace. A Palermo rischi di ordine pubblico, questa è la motivazione che ha bloccato lo stop alla concessione della spiaggia di Mondello. Accolto il ricorso della società italo-belga finita nei mesi scorsi nella bufera giudiziaria. A Sferracavallo, alle porte di Palermo, nuova intimidazione del racket, 20 colpi di fucile contro le vetrine del ristorante Il Brigantino. Per Addio Pizzo la strategia più efficace resta quella della denuncia collettiva. L'autopsia del 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, morto a Pavia, ha stabilito che ad ucciderlo è stato un fendente con un coltello, ma l'arma non è stata ancora trovata. Intanto resta in carcere il 16enne accusato dell'omicidio. A Catania la Regione stanzia 17 milioni di interventi strutturali per le disastrate strade piene di buche. Bel tempo e anticipo d'estate con sole e spiagge affollate a Siracusa e Catania, con l'alta pressione, sole e temperature con picchi fino a 27 gradi. Serie C Catania, domani trasferta sul campo dell'Altamura Under 23 sold out, il settore ospiti, la gara in diretta in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. E domani sempre in campo Trapani e Siracusa per il derby che vale solo per gli azzurri. Buonasera, eccoci il 25 aprile a Palermo. Il sindaco La Galla replica ai manifestanti che lo hanno contestato per l'incontro con l'ambasciatore di Israele. Incontrare rappresentanti diplomatici di paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni è un dovere, ha detto La Galla. La strada non è il giudizio sommario o la delegittimazione personale. Sentiamo Orazio Longo. Laddove si pensa di essere pregiudizialmente dalla parte della ragione, probabilmente occorre fare un esame di coscienza approfondito. Il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, risponde ai fischi e alle contestazioni di un gruppo di manifestanti durante il suo discorso per il 25 aprile al Parco Mattarelli. Gli 80 anni della Costituzione sono gli 80 anni dal diritto di voto alla donna. Sono 80 anni di democrazia che siamo chiamati tutti non solo a ricordare, a richiamare, ma a valorizzare in una prospettiva futura che purtroppo oggi appare in qualche modo, come dire, minata. La Galla è poi intervenuto in merito alla protesta, sottolineando però che la strada non è il giudizio sommario o la delegittimazione personale. Ha spiegato che incontrare rappresentanti diplomatici di paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni è un dovere, oltre che uno strumento per mantenere aperti i canali di confronto e favorire ogni possibile iniziativa di pace. La protesta era infatti scaturita dall'incontro che il primo cittadino ha avuto nei giorni scorsi con l'ambasciatore israeliano in Italia. Vediamo cosa è successo a Catania, tripudio di bandiere e simboli, in marcia tante donne e giovani per una commemorazione che si tramanda di padre in figlio. In testa al corteo il sindaco di Militello Burtone insieme alle nipotine. Tonino De Mana. La resistenza deve essere trasmessa alle nuove generazioni. Elisabetta è piccolina, però soprattutto i diciottenni, ma anche i ragazzi che sono ormai nella scuola superiore debbono conoscere bene questa storia. Tante donne, moltissimi giovani. Il sindaco di Militello va di Catania, Burtone, che sfila con le nipotine Elisabetta e Vittoria. La festa della liberazione a Catania è un concentrato di vessilli, colori e simboli, come la bandiera arcobaleno della pace o il papavero distribuito ai numerosi presenti. È il fiore del partigiano, il papavero è il simbolo del sangue, del sacrificio che hanno i nostri partigiani, che hanno versato per la nostra liberazione. Se le dico rammendare, cosa mi risponde? Rispondo che siamo in un momento in cui bisogna rammentare, diciamo così, la mancanza di diritti, tanti strappi. In piazza tanti giovani e tante donne, perché? Perché tante donne, perché siamo sempre state protagoniste di queste battaglie. In prima fila lo stendardo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si intende celebrare la fine del nazifascismo e ricordare le conquiste democratiche. Cosa rappresenta per lei questo giorno? Rappresenta il ricordo di tutti i partigiani
partigiane e partigiane che hanno dato la loro vita, il loro esempio, la loro forza per liberarci dal nazifascismo. Nel corso del corteo, partito da piazza Stesicoro, sono state deposte corone d'alloro nelle lapidi dedicate ai partigiani catanesi all'interno del comune e in piazza Machiavelli in memoria di Graziella e Salvatore Giuffrida. Rischi di ordine pubblico. Con questa motivazione è stato bloccato lo stop alla concessione della spiaggia di Mondello. Siamo a Palermo. Ha accolto il ricorso della società italo-belga nei mesi scorsi al centro di una bufera giudiziaria. Sentiamo Orazio Longo. Partita riaperta per la gestione della spiaggia di Mondello. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta la pronuncia del TAR che aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte del sito e ha accolto il ricorso presentato in appello dalla società immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia da 107 anni. Il CGA in sostanza ritiene che l'imminenza della stagione estiva sia idonea a creare, in considerazione dell'enorme massa di persone che usualmente tende a riversare tra maggio e settembre sulla spiaggia, situazioni che potrebbero dar luogo a un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E quindi anche la ragionevole parvenza di un diritto passa in secondo piano rispetto al pericolo di caos e disordini. Viene infatti sottolineato che la primaria esigenza è quella di preservare un contesto di ordinata gestione del principale sito estivo della città di Palermo. Con questo viene quindi sospeso il percorso intrapreso dall'assessorato regionale al territorio e ambiente che aveva messo in gara con bandi brevi per 3 mesi e dividendo in lotti la porzione di demanio tolta alla società italo-belga. In sostanza, il provvedimento con cui l'assessorato regionale aveva dichiarato la decadenza della concessione non è più un punto fermo e la società torna in gioco per far valere le proprie ragioni. Si attende adesso la Camera di Consiglio fissata per il 14 maggio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. In serata è arrivata la nota del deputato di Controcorrente Lavardera che aveva dato l'input all'indagine proprio sulla italo-belga e dice la magistratura amministrativa non è entrata nel merito della decadenza e ha semplicemente rimarcato che siamo vicini all'estate e ancora comune e regione sono in alto mare. Invito il sindaco Lagalla e il presidente della regione a muoversi dopo che la magistratura ha messo nero su bianco che sono incapaci di gestire e amministrare appunto la spiaggia di Mondello. Adesso andiamo a Sferracavallo, siamo alle porte di Palermo dove sono stati esplosi 20 colpi di Kalashnikov, pensate contro la vetrina di un ristorante, il Brigantino. Interviene anche Addio Pizzo che dice la strategia più efficace in questi casi resta quella della denuncia collettiva. Il servizio. 20 colpi di fucile nella notte squarciano il silenzio di Sferracavallo e mandano in frantumi le vetrine del noto ristorante Il Brigantino. Io mi auspico dopo questo grave episodio che adesso vogliamo risposte da parte della forza dell'ordine, soprattutto un presidio, qualcosa per... Allora, questa borgata al momento non è sicura, non è tutelata, però noi diciamo che noi commercianti sappiamo che c'è lo Stato, per adesso vogliamo la presenza dello Stato. Un attacco violento e plateale su cui è già al lavoro la polizia scientifica per i rilievi. Secondo le prime indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, i fori sulla vetrata e i bossoli rinvenuti sarebbero compatibili con un fucile d'assalto, probabilmente simile a quello utilizzato in altri episodi avvenuti nelle scorse settimane. Il 21 marzo, infatti, colpi d'arma da fuoco avevano preso di mira una sede di Sicily by Car in via San Lorenzo. Il 10 aprile invece era stato colpito un autolavaggio nella stessa zona. Una sequenza che fa pensare a una strategia intimidatoria ben precisa, volta a imporre il pagamento del pizzo ai commercianti. Da chiarire se dietro questi attacchi ci siano collegamenti con i recenti cambiamenti negli equilibri criminali tra le zone di Tommaso Natale e San Lorenzo. E si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quelle di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti della comunità di Gibilmanna, già sotto inchiesta per abusi su minori. Sentiamo Desiree Ferlito. Si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quella di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti, già sotto inchiesta per abusi su minori.
Una nuova denuncia, infatti, presentata il 20 aprile alla Procura di Termini Imerese, aggiunge nuovi elementi contro Mark Koppiker, leader spirituale inno-tedesco della comunità setta di Gibilman. A firmarla un ex adepta palermitana insieme al figlio, oggi maggiorenne. Il racconto parte dal 2016, da un incontro spirituale a Palermo. Da lì, secondo quanto denunciato, un coinvolgimento sempre più profondo nella comunità, fatto di ritiri prolungati, isolamento dall'esterno e regole rigide. Il punto di svolta nel 2022 in Scozia, dove i soggiorni temporanei si sarebbero trasformati in permanenti, come si legge nell'atto. Un controllo totale sulla vita quotidiana degli adepti. Il figlio della donna entrato nel gruppo quando era minorenne sarebbe stato inizialmente favorito, per poi essere impiegato in lavori continui, tra cucina e pulizie, fino a presunte privazioni anche sul piano alimentare. Nel mirino degli inquirenti anche l'ipotesi di contributi pubblici ottenuti nel Regno Unito per percorsi di istruzione mai avviati. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio del 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. L'autopsia chiarisce a colpirlo è stato una coltellata, non un cacciavite. In carcere il 16enne, l'arma ancora non è stata però ritrovata. Davide Sardo. Si chiariscono i contorni della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso a Pavia. A provocare il decesso sarebbe stato un colpo di coltello e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Pavia, un esame che cambia lo scenario iniziale. Nelle ore successive alla tragedia si era infatti ipotizzato l'uso di un cacciavite, ma gli accertamenti medico-legali indicano ora un fendente compatibile con una lama. Per l'omicidio è accusato un ragazzo di 16 anni, il giovane si trova adesso in carcere al Beccaria di Milano. Durante l'interrogatorio in questura domenica scorsa avrebbe raccontato di essersi disfatto dell'arma, un dettaglio che però resta senza riscontri. I poliziotti infatti non sono riusciti a trovare il coltello. Proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione, un caso che continua a sollevare interrogativi mentre si attende l'esito completo degli accertamenti. Salperanno domani mattina dal porto di Augusta le oltre 60 imbarcazioni italiane e spagnole della Global Sud Flottiglia. La missione del convoglio navale è quella di portare aiuti a Gaza e forzare il blocco imposto da Israele. Breve pausa poi a Catania, dove sono in arrivo 17 milioni stanziati alla Regione proprio per rifare le strade tanto disastrate. Per Catania la Regione stanzia 17 milioni di euro per il rifacimento delle principali strade della città. L'assessore comunale Petralia dice priorità alla disastrata via 6 aprile. Tonino De Mana. La svolta arriva da Palermo, esattamente dall'assessorato regionale alle infrastrutture, che ha sbloccato risorse fondamentali, 17 milioni di euro, per il rifacimento delle disastrate strade catanesi. Tirano un sospiro di sollievo automobilisti, motociclisti, il sindaco Trantino e l'assessore comunale alle manutenzioni Petralia. Abbiamo quindi la possibilità di dare una grande risposta ai cittadini in merito alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle principali strade della città. Si tratta di un piano organico che non si limita a tappare le buche, ma ristruttura gli assi viari della mobilità catanese. Tra l'altro avete previsto delle priorità, per esempio via 6 aprile sembra bombardata. Esattamente, quella è una nostra priorità. C'è un progetto infatti che coinvolge tutte le zone che si trovano nel cosiddetto waterfront, quindi da Piazza Alcalà lungo via 6 aprile per giungere fino alla stazione. Quella è il nostro obiettivo primario, è proprio quello, ma anche molti altri assi viari cittadini verranno riqualificati totalmente. Su precisa indicazione del sindaco Trantino, il tratto di via Galermo Alta, pur non incluso nel finanziamento iniziale, sarà comunque realizzato utilizzando le economie e i ribassi d'asta generati dagli altri interventi. Temperature quasi estive, i siciliani ne approfittano, spiagge affollate per la prima tintarella, ma ci sono anche i più coraggiosi che hanno deciso di tuffarsi. Il ponte del 1° maggio potrebbe essere però a rischio. Francesco Aloi. E pare il mese di agosto. La giornata è bellissima. Il sole splende forte e la temperatura si alza. In Sicilia si fanno le prove tecniche d'estate.
Il 25 aprile, per tradizione, è giorno di scampagnata. E così, con la bella giornata, c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Qui siamo all'Arenella, Siracusa. È sempre bello tornare al mare dopo tutto questo periodo di scuola intensa, è bello avere una giornata così calda. L'estate è sempre più vicina e perché no, per chi tiene molto alla bronzatura, questi sono momenti ideali per iniziare a prendere un po' di colore. Non ho il coraggio per infilarmi in acqua perché l'acqua è fredda, però comunque per prendere il sole sì. 25 aprile al mare anche a Catania, siamo a San Giovanni Licuti, anche qui distesi a prendere il sole o addirittura in acqua per un bagno rigenerante. Il bel tempo in Sicilia dovrebbe durare fino a mercoledì, con l'alta pressione, sole e temperature fino a 27 gradi, soprattutto nelle zone interne. Poi però qualcosa cambierà. Tra giovedì e venerdì è possibile il transito di una perturbazione da est, quindi dai Balcani, che porterà delle piogge sparse sulla Sicilia. Intanto con questo sole si va in spiaggia per qualche ora di spensieratezza, relax e vitamina D. Un ottimo connubio per arrivare in forma per la bella stagione. Una breve pausa, ampia pagina dedicata allo sport con il calcio. Il Palermo non va oltre il pari a Reggio Emilia, mentre invece il Catania domani giocherà a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Eccoci al calcio, in Serie B il Palermo non va oltre il pari a Reggio Emilia, con la Reggiana finisce 1-1, la squadra di Inzaghi crea occasioni ma non vince, sfuma il sogno della promozione diretta, si allontana quasi definitivamente anche il terzo posto. Veniamo alla Serie C perché il Catania domani a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Toscano, che non ha parlato prima del match, deve fare i conti con infortunati e diffidati. Jimenez giocherà a centrocampo, Ciccerelli scalpita per un posto in campo dal primo minuto. Partita in diretta su Telecolor. Marco Carli. Numeri e probabilità. Davanti a più di 500 tifosi che arriveranno da ogni zona del nord Italia, evidenziando come il tifo rossazzurro sia trasversale, il Catania insegue la certezza del secondo posto. Con almeno un punto gli etnei non dovranno più guardare alle avversarie e al fischio finale si concentreranno sul prossimo 17 maggio, quando in trasferta entreranno di scena nei playoff. Nel caso dovesse andare male, una non impossibile vittoria della Salernitana varrebbe comunque la seconda piazza. Al netto dei giusti dibattiti sull'obiettivo, che avrebbe dovuto essere il primo posto, al momento il secondo è quello che è rimasto e vale tanto perché proietta i quarti dei playoff. Poi toccherebbe ai rossazzurri, così come nel match di Caravaggio, trasmesso in diretta da Telecolor, contro una squadra ancora in corsa per gli spareggi promozione, anche se mancherà Panada. Tante assenze nel Catania, oltre lo squalificato Quaini. Jimenez giocherà in mediana, forte davanti, Ciccerelli da trequartista, probabile spazio dietro per Allegretto e forse qualche cambio sugli esterni, da tenere d'occhi diffidati, che sono Di Tacchio, Di Noia, Bruzzaniti e il numero 10 tornato al gol nell'ultimo match. Toscano non ha parlato nel prepartita, nel post gara si augura di commentare una prestazione in linea con le ambizioni del Catania, che rilanci la candidatura degli etnei alla promozione, anche se dalla porta secondaria. Si giocherà domani anche Trapani-Siracusa, derby che vale soltanto per gli azzurri, mentre i Granata sono già retrocessi. Sergio Colosi. Non sarà il derby che tutti sognavano, passo d'addio di una stagione deludente, certamente per il Trapani già retrocesso in D, potrebbe esserlo anche per il Siracusa che alimenta una piccola speranza di play-out. 36 punti complessivi di penalizzazione per i due club che occupano gli ultimi posti della classifica e in corso d'opera hanno stravolto investimenti, strategie e obiettivi. Per Antonini, Ricci e Saluti il ciclo sembra chiuso, Trapani e Siracusa guardano oltre. Prima però c'è da onorare una partita che vale soltanto per la formazione di Turati. Per centrare i play-out serve un miracolo sportivo, vincere a Trapani per nulla scontato e poi la sconfitta del Giuliano a Caserta e un risultato positivo della Salernitana a Foggia in uno Zaccheria a porte chiuse. Trapani senza lo squalificato Celeghin, nel Siracusa rientrano Pacciardi in difesa e Gudelevicius in mediana. Trasferta vietata ai tifosi azzurri, pronto al De Simone un maxi schermo e poi l'abbraccio finale alla squadra. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.